Finirà sul tavolo del ministro della giustizia il caso del video di un giovane marocchino ubriaco in possesso di stupefacente contro gli agenti di una volante della questura di Treviso. A confermarlo oggi alla nostra Francesca Bozza il deputato della Lega e sindaco di Tarso Gianangelo Boff, che punta a ripristinare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Ci deve essere un reato che come era prima, che chi offende, insulta, oltraggia le forze dell'ordine, i pubblici ufficiali, deve essere procedibile d'ufficio, penalmente. È un appello rivolto al ministro Nordio in qualche modo, quello di poter metterci mano, onorevole? Secondo me è una delle cose che mi sono appuntato, è una delle cose con le quali ne parleremo con chi è, noi abbiamo anche l'onorevole Bisa che è in Commissione Giustizia. Questo mentre dal SAP, Sindacato Autonomo Polizia, parte una richiesta indirizzata al questore di Treviso. Ci aspettiamo assolutamente la presentazione da parte della questura di una denuncia all'autorità giudiziaria per i fatti che saranno poi individuati dall'autorità giudiziaria. Sindacato che ipotizza come quel video montato ad arte sia stato una sorta di agguato al quale rispondere munendo gli agenti delle telecamere sulla divisa. Ogni poliziotto indossa una telecamera, lo vediamo nei film americani, quella telecamera registra tutto, deve essere registrato tutto e non deve essere manipolato nessun tipo di immagine. In caso di problemi l'autorità giudiziaria prenderà in carico queste immagini e ne farà eventualmente una fonte di prova. Infine il sindacato lancia un appello a chi garantisce ogni giorno la sicurezza dei cittadini. Bisogna guardarsi le spalle e bisogna fare attenzione a tutte queste componenti poi manipolatorie che vengono messe in atto.